trovava negli archivi. E questo lavoro è stato già presentato a Palermo il 25 di ottobre dello scorso anno, in occasione del 100° anniversario della nascita di Antonio Canepa. Adesso è pubblicato, è nelle librerie, lo possiamo trovare a Catania, a Palermo, nelle librerie più importanti dei capoluoghi di provincia. Adesso il libro, già sono finite le copie, stiamo preparando una ristampa. E presto avrete la possibilità di trovarlo distribuito in maggior numero di librerie. Antonio Canepa moriva qui il 17, lei ha ricostruito tutta questa storia nel libro, dottore Carruba. Che cosa ci può dire di più preciso su quello che è successo qua in quel momento, in quel giorno? Che transitava un furgoncino, c'erano i carabinieri appostati dall'altra parte della strada, quindi di fronte dove sono stato io. Sicuramente aspettavano un altro furgoncino con delle armi, passando questo furgoncino hanno dato l'alte, il furgoncino non si è fermato più sotto, ha continuato, i carabinieri hanno aperto il fuoco. Nell'aprire il fuoco hanno ucciso due che erano con il professore Canepa, Rossana e lo giudice. Il professore Canepa è stato ferito alla gamba, che si poteva anche salvare, mentre Pippo Amato, Giuseppe Amato, che guidava il furgoncino, è scappato, e Nino Vellis è rimasto inglese, oppure ha tentato di fuggire, mentre Anton Romano invece è stato gravemente ferito. Quindi questa possiamo dire la versione più attendibile fra tutte quelle raccolte, sì, ma tutte le prove che abbiamo ufficiali. Sì, diciamo. Non solo è la versione attendibile, ma anche si vuole frugare ogni dubbio che ci siano state delle talpe, nei confronti di Antonio Canepa all'interno dell'Evis, anche perché l'Evis era una struttura ancora giovane, in fase embrionale, e poi la stessa tabella indicava il campo di Cesarò. C'era stata una talpa, questo risulta dal rapporto dei carabinieri, ma per un traffico di armi che niente aveva a che fare con Canepa e il separatismo. Va bene, grazie dottore Carruba.